Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Rieccoci con i nostri appuntamenti mensili di CLIP, conversazioni di lavoro e impiego pubblico. In questa terza annualità dedicata al trattamento economico abbiamo già affrontato con l'Università degli Studi di Milano il tema delle fonti e dei principi e all'Università di Palermo il trattamento fondamentale. In più occasioni abbiamo evocato abbiamo evocato i dirigenti pubblici ed eccoli qui oggi che si materializzano all'Università di Padova. Introduce come sempre il professore Boscati, tra l'altro grande esperto del tema. Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ben trovati. Come ha anticipato la collega Zilli, questo pomeriggio parliamo di dirigenza, in particolare del dirigente tra diritti ed obblighi, ovviamente con specifico riferimento al tema del trattamento economico. Dirigente più volte evocato, dirigente che nel contempo è dipendente e datore di lavoro, dirigente che quindi è creditore di una retribuzione, di una prestazione, poi vedremo in quale misura, ma dirigente che ha anche un ruolo per quanto riguarda il riconoscimento dell'accessorio nella misura in cui opera una valutazione dei dipendenti. Questo pomeriggio siamo a Padova, la CEA, diciamo, del pomeriggio è la collega Pasqualetto, la quale introdurrà il tema diciamo, interventori sono la dottoressa Limena che ci parlerà in generale delle fonti per quanto riguarda il tema, concentrandosi sul tema della dirigenza, quindi un inquadramento del trattamento economico tra regole normative e regole contrattuali. Seguirà il collega Ponte che si concentrerà su un tema molto rilevante, molto importante, che è il tema della onnicomprensività, con tutte le problematiche, onnicomprensività, comma 324, in relazione anche al rapporto con la decisione dell'incompatibilità del 53 e ci ha accennato, tratterà anche dei problemi di costituzionalità che la norma pone. È sicuramente un tema che ha un grande rilievo teorico e pratico, e poi chiuderà il dottore Lanzato con un focus sulla disciplina della retribuzione del dirigente nell'area delle funzioni locali, che sappiamo nei giorni scorsi hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale d'area dopo un lungo periodo, e sotto questo profilo lui tratterà il tema della struttura della retribuzione con riferimento alla valutazione e quindi il tema dell'accessorio, di risultato, tutto quello che ne consegue, e ovviamente il riferimento anche in ragione della propria esperienza professionale sarà riferita e basata su quella che è l'essere del comune di Padova. È un tema sicuramente di grandissimo interesse che dobbiamo concentrare in 2 ore, probabilmente ne avrebbe meritate di più, ma questo è il tema. Prima di lasciare la parola alla collega Pasqualetto per l'introduzione, mi permetto di ricordare la call di CLIP per i giovani studiosi. La collega Zilli poi molto meglio di me vi richiamerà sui dettagli. È una grande opportunità, credo, per i giovani studiosi sulle varie tematiche che sono state indicate. Io a questo punto passo la parola con enorme piacere, ringraziando lei e tutti gli altri interventori e interventrici, alla collega Pasqualetto, e mi riserverò eventualmente, come sempre, alla fine cercare di trarre alcune conclusioni, o meglio fare alcune considerazioni anche in chiave critica rispetto a quello che emergerà nel corso del pomeriggio. Grazie veramente a tutti, e passo a Elena la parola. Grazie. Bene, grazie professor Boscati, grazie professoressa Zilli per questa splendida occasione di parlare insieme, di discutere di pubblico impiego privatizzato specificamente in questo caso. Una tematica che mi sembra stia diventando sempre più centrale negli studi dei giuslavoristi, come testimonia il recente convegno di Napoli. Oggi, come ha detto il professor Boscati, parliamo di dirigenza. Riprendo il filo di un discorso che ho avuto l'onore di trattare anche l'anno
scorso dal punto di vista della professionalità del dirigente, però era rimasto effettivamente un po' in ombra nella clip dell'anno scorso la tematica appunto del trattamento economico della retribuzione. Gli ospiti di oggi si divideranno in maniera, spero, adeguata la complessità del tema. Partiremo sicuramente dalle norme, sia le norme di fonte legale ovviamente, sia le norme di fonte collettiva. Questi articoli, questo strano articolo 24 del nostro TUPI, del testo unico sul pubblico impiego, che già diciamo pone tutta una serie di problemi esegetici e interpretativi, e che è stato anche più volte, come sapete, rimaneggiato, che tocca e sollecita tutta una serie di problematiche che sono connesse, come quelle relative alla valutazione del dirigente, che è fondamentale affinché al dirigente possa essere riconosciuta la retribuzione di risultato. Anche questo è un tema centrale, sicuramente sarà trattato dai nostri illustri ospiti. Tema sul quale ovviamente deve spendersi moltissimo la contrattazione collettiva, giusta la scelta, diciamo, forte fatta dal legislatore della privatizzazione, della contrattualizzazione, sin da subito, di affidare alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico, non solo per i lavoratori con qualifica non dirigenziale, ma anche, in maniera importante, anche per i dirigenti. Per i quali peraltro uno spazio non residuale ha anche però la contrattazione a livello individuale. Quindi un sistema di fonti particolarmente complesso, questo, che incide sulla nostra materia, connessioni con, diciamo, appunto, tematiche diverse, quali quelle della valutazione, ovviamente poi anche della responsabilità, e profili molto molto particolari che riguardano questa volta sì specificamente solo i dirigenti, come quello del tema appunto dell'onnicomprensività della retribuzione, di cui si occuperà il collega Ponte. Ecco, io non direi altro, perché so che le relazioni che seguiranno saranno appunto molto ricche, molto complete, e tratteranno appunto a tappeto tutti i temi che io ho voluto soltanto evocare. E quindi molto volentieri cedo la parola alla collega Francesca Limena, che condivide con me a Padova, in un altro dipartimento, in un altro corso di laurea, la bellissima esperienza di docente di diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. E quindi, ecco, come ha già detto il professor Boscati, Francesca ci farà un po' un inquadramento di carattere generale sul tema della retribuzione e del trattamento economico del dirigente, tra norme di carattere legale e norme di carattere contrattuale collettiva. C'è questa nuova tornata, no, di contratti collettivi, in realtà in vari stadi di perfezionamento, come credo verrà fuori. E quindi c'è una nuova disciplina con la quale confrontarsi, dalla quale però così ad un primo sguardo non mi sembra emergano particolari novità, o non mi sembra che venga rinnegato completamente quello che in passato si era già deciso di fare in materia di retribuzione. Ecco, quindi ringrazio di nuovo e lascio la parola alla collega Francesca Limena. Grazie. Grazie Elena. Grazie a tutti. Allora, sì, come anticipato, io mi sono occupata di un inquadramento un po' generale della tematica e da alcune premesse anche di carattere generale, diciamo, voglio partire. Ecco, la questione dei trattamenti economici, soprattutto quelli variabili, è, diciamo, un tema particolarmente delicato nella pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione, sappiamo, ormai da alcuni anni è caratterizzata dal tentativo, come dire, un po' di svecchiamento, un po' di aziendalizzazione dell'attività amministrativa, no? Quindi vediamo la creazione di strumenti di gestione e remunerazione innovativi per il pubblico impiego come strumenti che dovrebbero portare per l'appunto a quell'avvicinamento, almeno, se non abbiamo detto anche a Napoli è venuta fuori la sovrapposizione impossibile fra il privato e il pubblico, ma un avvicinamento, quantomeno, ecco, una scommessa sull'avvicinamento del
pubblico impiego al privato, forse sì. Certamente questo processo, diciamo, ha avuto una svolta con la riforma Brunetta, come è noto, perché forse quella riforma rappresenta il passaggio da un modello fondamentalmente basato su un meccanismo di programmazione, attuazione e poi verifica, controllo, diciamo così, dei risultati, similmente a quanto nel vecchio modello della pubblica amministrazione, a un meccanismo basato appunto più sulla performance, no? E sul merito. E appunto l'utilizzo di elementi retributivi incentivanti dovrebbe ecco, calarsi sicuramente in questo trend. A Napoli si è fatto riferimento a quel modello precedente che aveva portato sostanzialmente ad una distribuzione a pioggia svincolata da meccanismi meritocratici dei trattamenti accessori come di un piattume, no? Di un piattume premiale. Ecco, con la riforma Brunetta si cerca di combattere anche quei meccanismi, passando attraverso una progressiva, forse eccessiva anche marginalizzazione della contrattazione collettiva, dovuta, giustificata proprio dal fatto di voler superare, ecco, no, quel piattume premiale citato, e alla previsione appunto di un ciclo di gestione della performance con predeterminazione dei criteri di valutazione del personale. E poi assistiamo all'inserimento nell'articolo 24, che Elena ha citato, del TUPI, dei commi 1 bis, ter e quater, che poi vedremo meglio, ecco, che cosa prevede. Ecco, sempre a Napoli è emerso, mi è sembrato uno spunto interessante, che proprio il sistema della valutazione avrebbe dovuto avere forse nell'ottica del legislatore un effetto dirompente o più dirompente, diciamo, ecco, nella spinta verso lo svecchiamento della pubblica amministrazione, verso un nuovo modo di gestire appunto la managerialità dentro la pubblica amministrazione, ma forse è un volano che non ha avuto, come dire, ecco, non ha trovato attuazione ancora. Così come l'altro elemento su cui si puntava molto era proprio la riforma della dirigenza, che ancora però non ha visto la luce. Vedremo, insomma, se nei prossimi periodi assisteremo a una ripresa. Ecco, diciamo che i sistemi retributivi variabili o accessori, che a dir si voglia, sono stati definiti anche in dottrina come una sorta di work in progress, no? Come un esperimento da adeguare continuamente in rapporto ai cambiamenti organizzativi della pubblica amministrazione in relazione ai cambiamenti tecnologici, e non come un dato acquisito stabile da amministrare. Ecco, ne deriva che forse occorrerebbe monitorare costantemente, gestire in maniera forse più dinamica, più efficiente proprio quei modelli organizzativi di cui ho detto, per consentire proprio una maggior managerialità della pubblica amministrazione, che appunto tanto si insegue. D'accordo? Ecco, l'interesse pubblico che la pubblica amministrazione inevitabilmente persegue nel rapporto di lavoro si declina forse sul piano della definizione degli obiettivi assegnabili ai dirigenti. E questo forse è un altro punto che si è rivelato, come dire, carente nella realtà. Senza una chiara definizione degli obiettivi è difficile valutare e misurare poi il raggiungimento o meno da parte dei dirigenti degli obiettivi, dei risultati. E quindi anche gestire in maniera efficiente a volte quella parte di trattamento economico che vi è legata. Ecco, io ho estrapolato alcune sentenze, per esempio, sulle questioni in generale, sul trattamento economico, per esempio in tema di pubblico impiego privatizzato. Il principio di pari trattamento vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi scusate, rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate, delle diverse carriere professionali. Quindi la differenziazione retributiva, diciamo così, è un valore sicuramente sottolineato nel sistema. Allora, procediamo con una ricostruzione un po' per ordine. Per tutti
i dipendenti pubblici, inclusi quindi i dirigenti, lo stipendio si articola in una voce fondamentale e in una voce accessoria. Il decreto 165 con l'articolo 45, comma primo, rimette la definizione di queste voci alla contrattazione collettiva. Quindi la contrattazione collettiva anche nel pubblico impiego è sovrana, diciamo, in questa materia, sebbene sappiamo che l'articolo 45 fa un richiamo agli articoli 40, comma ter e 47 bis, prevedendo però quelle che sono delle eccezioni che in realtà riconfermano la regola, cioè la possibilità per le pubbliche amministrazioni di riappropriarsi in via provvisoria e sostitutiva della distribuzione delle voci accessorie di retribuzione quando la mancanza di un accordo collettivo rischia di compromettere la funzionalità dell'azione amministrativa, sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Oppure la distribuzione appunto in via provvisoria prevista dall'articolo 47 bis, decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria, sempre di quelle voci che poi la contrattazione prevede quando entrerà in funzione ed eventualmente con un conguaglio qualora si rendesse necessario al momento dell'effettiva stipula dei contratti. Ecco, la retribuzione poi per ogni dipendente avviene in base all'inquadramento che sappiamo per aree funzionali all'interno dei diversi comparti e dentro le aree per profili professionali. Per ciascun profilo professionale poi possiamo individuare le diverse posizioni economiche o fasce stipendiali. Come sappiamo poi la dirigenza gode di una propria area e di una contrattazione ovviamente dedicata. Ecco, dicevo, l'articolo 24 allora del testo unico si occupa poi specificamente, ricalcando un po' in maniera quello che l'articolo 45 già prevede per tutti i dipendenti, si occupa specificamente del trattamento economico dei dirigenti e contiene disposizioni sia relative ai dirigenti, diciamo così, soggetti alla privatizzazione, sia un rinvio alle discipline normative che si occupano poi dei trattamenti normativi dei dirigenti non sottoposti a privatizzazione, di cui ovviamente non mi occupo qui. Ecco, quindi si tratta di una disciplina, quella che noi guarderemo, quella relativa al ruolo dei dirigenti, che sappiamo essere articolata nelle due fasce, prima e seconda fascia, e poi, come dice la legge, suddivise per sezioni al fine di cogliere le diverse specificità tecniche delle varie figure dirigenziali. Anche a loro mente dell'articolo 24 il trattamento dei dirigenti si articola in un trattamento fondamentale e in un trattamento accessorio. Si tratta di una norma importante anche perché non solo perché ribadisce forse in un trend più ampio il ricorso alla contrattazione collettiva ai fini di quell'avvicinamento, diciamo, tanto agognato fra il privato e il pubblico, ma anche perché estende la contrattualizzazione anche ai dirigenti generali, oltre che ai dirigenti di seconda fascia. Allora, il trattamento fondamentale è distinto nell'articolo 24, almeno formalmente, per i dirigenti di prima e di seconda fascia. Per i dirigenti di seconda fascia la norma dice che il trattamento è definito dalla contrattazione collettiva di area. Per i dirigenti di prima fascia invece c'è un rinvio al contratto individuale che deve stabilire il trattamento economico fondamentale, assumendo, dice la norma, come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. Quindi in realtà, in buona sostanza, anche se formalmente la fonte è individuata nel contratto individuale, di fatto risulta per l'appunto terreno tipico della contrattazione collettiva, perché il contratto individuale deve attestarsi ai valori massimi previsti dalla contrattazione. D'altra parte ricordo che anche l'articolo 19 del testo unico prevede che all'atto di conferimento dell'incarico dei dirigenti accede poi il contratto individuale che definisce il corrispondente trattamento economico proprio nel rispetto delle regole, dei principi fissati all'articolo 24. Trattamento fondamentale e trattamento accessorio, abbiamo detto. Allora, trattamento fondamentale discende semplicemente dall'instaurazione del rapporto di lavoro nel ruolo dirigenziale e viene pertanto attribuito a prescindere dall'assegnazione di un incarico dirigenziale.
e esso poi si commisura alle previsioni tabellari contenute nei contratti collettivi, come abbiamo poc'anzi ricordato. Il trattamento economico accessorio invece è correlato da un lato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, secondo quanto dice l'articolo 24, dall'altro ai risultati conseguiti. È dunque un trattamento che è legato appunto alle funzioni che sono effettivamente svolte e che presuppongono perciò il conferimento di un incarico e l'esercizio effettivo di un'attività gestionale da parte del dirigente. Ed è commisurato alle connesse responsabilità, dice la norma, abbiamo detto, agli eventuali risultati ottenuti. Ed è quindi legato alla posizione organizzativa del dirigente che consegue le suddette funzioni attribuite, al livello di responsabilità comunque e all'impegno richiesto alla collocazione istituzionale dell'ufficio ricoperto. Il trattamento accessorio poi a sua volta si articola in una indennità di posizione parte variabile e in una indennità di risultato. La retribuzione di posizione parte variabile remunera appunto, come dicevo, la posizione organizzativa del dirigente, è commisurata alla complessità dell'incarico e delle funzioni assegnate sulla base di criteri che da sempre storicamente poi sono predeterminati dalla contrattazione collettiva attraverso il riconoscimento di un valore economico diverso per ogni singola posizione dirigenziale. Ecco, anche qui la giurisprudenza, a proposito proprio del provvedimento di graduazione delle funzioni che rappresenta il prequel, diciamo così, ecco, del riconoscimento di questi trattamenti, ci dice che il provvedimento di graduazione delle funzioni integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento solo all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né in maniera indifferenziata in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo. Inoltre, sempre intorno a questo genere, diciamo così, di emolumenti, la giurisprudenza si è spinta a dire che il trattamento accessorio di posizione è revocabile, in quanto è strettamente connesso appunto allo specifico incarico conferito, quindi per esempio il collocamento in aspettativa di un dirigente senza svolgimento di funzioni dirigenziali non comporta la conservazione dell'integrale trattamento acquisito, comprensivo appunto dell'indennità di posizione parte variabile. Oppure che le fonti legali e contrattuali su questo tema distinguono una parte necessariamente collegata alla specificità della prestazione, definendo appunto il trattamento economico accessorio come quello che dipende dalla responsabilità attribuita e dai risultati conseguiti, in funzione di differenziazione e di incentivazione, proprio quel meccanismo che abbiamo detto la riforma Brunetta forse ha spinto più di altri. Ecco, se la qualifica dirigenziale costituisce, dice la giurisprudenza, la ragione d'essere del trattamento economico fondamentale, la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed esprimendo lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale non può essere attribuita nella misura massima per il solo rilievo apicale del ruolo dirigenziale ricoperto. La retribuzione di risultato corrisponde invece all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione. Ecco, anche la terminologia cerca di avvicinarsi, no? Sempre di più a quella del rapporto di lavoro privatistico. Ecco, anche nella giurisprudenza amministrativa si ritrova un'affermazione che prima dell'effettivo espletamento dell'incarico dirigenziale non è configurabile alcun diritto alla retribuzione di posizione, neppure nella misura minima, in quanto il provvedimento relativo al formale conferimento delle funzioni dirigenziali ha carattere costitutivo in questi termini. Ecco, sul provvedimento di graduazione delle funzioni interviene anche la contrattazione collettiva, proprio quel contratto collettivo recentissimo del 16 novembre 2023, che come ricordava Elena non ha in realtà grandi variazioni sul tema rispetto alle tornate contrattuali precedenti. E ci dice la contrattazione ultima, appunto riprendendo la dicitura già precedente, che le amministrazioni determinano proprio la graduazione delle funzioni dirigenziali, cui poi è correlato il trattamento economico di posizione, proprio ancora qui con un rinvio
a quanto stabilito dall'articolo 24. Poi la contrattazione collettiva nello specifico ci dice che le funzioni vengono graduate tenendo conto di una serie di criteri generali che la contrattazione definisce essere quelli relativi alla dimensione della struttura, la collocazione, la tipologia della posizione nell'organizzazione dell'amministrazione, la complessità organizzativa e le responsabilità amministrative e gestionali derivanti dalla posizione. Anche in considerazione dell'ultimo contratto, fa riferimento anche in considerazione delle esigenze di implementazione dei progetti e programmi di riforma previsti dal PNRR. Ecco, quest'ultimo richiamo evidentemente nei contratti precedenti non c'è. Tra l'altro questi criteri devono essere oggetto di confronto sindacale, sempre a mente di quanto il contratto collettivo in questione, l'articolo 24 in particolare, ci dice. Sulla base poi delle risultanze della graduazione, le singole amministrazioni devono attribuire un valore economico ad ogni posizione dirigenziale, tenendo comunque conto che la retribuzione di posizione viene definita per ogni funzione dirigenziale, sempre ai sensi del contratto collettivo, nell'ambito di non più dell'85% delle risorse complessive del relativo fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e risultato, entro alcuni valori annui lordi che vengono specificati dalla contrattazione collettiva stessa. Per quanto riguarda invece la retribuzione di risultato, sempre all'interno del trattamento accessorio, si tratta di una voce che valorizza sia il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in relazione alle funzioni connesse all'area che viene diretta, sia il grado di raggiungimento di eventuali ulteriori obiettivi strategici. Scusate, perdonate. E delle funzioni che vengano assegnate in base alla programmazione e alle linee di indirizzo, sia infine eventualmente anche possibili incarichi ad interim che un dirigente possa ricevere al verificarsi di eventuali, per esempio, cessazioni, assenze o aspettative di altre figure. Si tratta, ecco, in particolare di questa voce, una voce retributiva legata alla performance, come ricordavo prima, e quindi dovrebbe rappresentare quell'elemento innovatore che forse ancora però fatica a prendere il volo. Finisce quindi per dipendere dagli obiettivi attribuiti dai risultati ottenuti. L'articolo 24 del testo unico in particolare poi ci dice che il trattamento accessorio legato ai risultati, quindi questa specifica voce, scusate, ma sono malconcia, ecco, deve rappresentare almeno il 30% del trattamento economico complessivo del dirigente, al netto di alcune voci che, dice l'articolo 24, sono soggette al regime di omnicomprensività, che sono la retribuzione individuale di anzianità e gli incarichi aggiuntivi. Ecco, la riforma Brunetta a suo tempo ha ridimensionato la retribuzione di posizione dei dirigenti con conseguente proprio riverbero, riflesso su quella di risultato, che prima diciamo era una voce meno consistente nel trattamento complessivo dei dirigenti. E addirittura la retribuzione di posizione rappresentava forse una voce predominante, addirittura a volte superiore al trattamento fondamentale. Ecco, se i sistemi retributivi variabili, quindi che abbiamo visto articolati in queste voci, sono stati definiti da una certa dottrina come una sorta di work in progress, come un esperimento da adeguare continuamente e non da amministrare in maniera così fissa, stabile, significa che proprio sui modelli organizzativi dovremmo, come dire, cercare di stimolare una maggiore dinamicità rispetto a quello che a volte accade nella realtà. Allora, per quanto poi riguarda la contrattazione collettiva in generale sul trattamento economico dei dirigenti, vi dicevo, allora abbiamo visto quello che prevede l'articolo 24, alcuni aspetti
interpretati alla luce, ecco, della giurisprudenza. Per quanto riguarda la contrattazione collettiva, si tratta di una serie di regole che intervengono anche a definire proprio la struttura della retribuzione. Ecco, la struttura dei dirigenti sia di prima che di seconda fascia, in generale, si articola nelle voci che prevedono uno stipendio tabellare, una retribuzione individuale di anzianità, il cosiddetto maturato economico anno, gli assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti in relazione ai previgenti contratti collettivi nazionali, dice la contrattazione, una retribuzione appunto di posizione parte fissa, una retribuzione di posizione parte variabile, la retribuzione di risultato e infine il trattamento economico così delineato. Ci dice la contrattazione, similmente a quanto previsto dalla legge, remunera tutte le funzioni e i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti in ossequio a quel principio di omnicomprensività di cui poi parlerà il professor Ponte dopo di me. Questa dicitura, abbiamo detto, le retribuzioni individuali di anzianità, gli eventuali assegni ad personam ove acquisiti o spettanti, è una dicitura che fa riferimento al fatto che si tratta di emolumenti, ecco, che hanno un valore soltanto un po' per il passato e vengono conservati sotto forma di assegni personali non riassorbibili né rivalutabili soltanto per chi appunto avesse maturato queste voci. Quanto poi, un'altra particolarità forse della contrattazione collettiva del settore pubblico rispetto a quella del settore privato, in senso probabilmente migliorativo, è che la contrattazione ci dice che ripercussione ha la definizione del trattamento economico fisso così individuato su altri istituti economici. Contiene sostanzialmente una definizione di retribuzione parametro, se vogliamo, perché ci dice la contrattazione che i contratti collettivi per il personale alle dipendenze della pubblica amministrazione scusate, ci dice che il trattamento economico fisso ha effetto sul trattamento di acquiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali, tutta una serie di voci, insomma, che ecco, vengono definite proprio in relazione al trattamento fisso così definito dalla contrattazione stessa. E poi un'ulteriore particolarità, l'articolo 53 del contratto collettivo per il triennio ancora 2016-2018, qui il contratto recente del novembre di quest'anno prevede che ai dirigenti di seconda fascia incaricati di funzioni dirigenziali generali compete, limitatamente alla durata dell'incarico, la retribuzione stabilita per i dirigenti di prima fascia ai sensi dell'articolo 46, cioè il trattamento economico fisso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23,1 del decreto 65/2001. La contrattazione collettiva sempre poi prevede una cosiddetta clausola di salvaguardia economica, cioè quella clausola che prevede che a seguito, quando ci sono dei processi di riorganizzazione da cui derivi per esempio una revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito quindi un nuovo incarico con una retribuzione di posizione inferiore a quella che era concessa precedentemente. Al dirigente stesso è riconosciuto, dice la contrattazione, un differenziale di retribuzione di posizione che consente di conseguire un valore complessivo di retribuzione, sempre di posizione, pari al 100% di quella connessa al precedente incarico, secondo poi un meccanismo di progressivo rientro fino ad adeguarsi al valore, al parametro più basso, nell'arco di 3 anni complessivi, perché prevede appunto un differenziale retributivo per coprire il 100% del precedente valore per il primo anno e poi la riduzione di 1/3 per l'anno successivo e di 1/3 ancora per l'anno successivo ancora. Ecco, la contrattazione poi mi sembra anche interessante, rinvia alla contrattazione integrativa invece la definizione di un'altra serie di aspetti retributivi. Per esempio la definizione di un diverso criterio di riparto del fondo per la retribuzione di posizione di risultato fra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato e destinata al welfare integrativa, quindi la possibilità di modificare quella percentuale, l'abbiamo visto prima, i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato,
la definizione della quota di incremento della retribuzione di risultato dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi, oppure l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per i periodi di sostituzione di altro dirigente, nonché nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sono proprio casi previsti di rinvio alla contrattazione integrativa. Ecco, mi avvio un po' alla conclusione. L'idea che mi sono fatta io, insomma, che il tema del trattamento economico dei dirigenti sia, come dire, sia nella normativa che nella contrattazione collettiva sufficientemente istituzionalizzato e chiaro nelle regole. Forse se escludiamo il tema dell'omnicomprensività su cui c'è un po' più di dibattito, a cui appunto non mi occupo. Ciò che invece forse emerge dalla pratica è un qualche proprio inceppamento nei meccanismi della valutazione che dovrebbero e della definizione degli obiettivi che talvolta appunto impediscono un efficiente sistema di remunerazione della dirigenza. Ecco, io ci sono tuttavia, come dire, a me è capitato, insomma, forse per vicinanza di scoprire invece che nell'Ateneo di Padova, per esempio, qualche caso virtuoso c'è. Ho avuto occasione di parlare con qualche dirigente interno, mi dicono che invece gli obiettivi vengono definiti in maniera sempre molto chiara e anche poi i meccanismi di riparto sulla base della valutazione dei risultati avviene in maniera efficiente. Ho riportato molto brevemente, semplicemente c'è un documento interno che si riferisce ai sistemi di valutazione, dice che l'Università di Padova si è dotata di un sistema di misurazione e valutazione della performance che si basa sui seguenti principi, così tanto per darci un'idea come dentro l'Ateneo funziona. I criteri, diciamo, su cui si basa sono il collegamento fra la pianificazione strategica e la pianificazione organizzativa, la partecipazione attiva degli stakeholder interni nel processo di valutazione, miglioramento continuo, apprendimento organizzativo, performance come risultato comune al conseguimento degli obiettivi, focus sulla collaborazione, trasparenza del sistema e visibilità dei suoi risultati, più attraverso una serie di pubblicazioni, per esempio, di documenti di trasparenza, quindi messa in condivisione con l'utenza dei parametri di valutazione. Io avrei concluso per varie ragioni, anche perché ho esaurito la capacità di parlare, e vi ringrazio. Passo la parola quindi di nuovo ad Elena, giusto? Grazie Francesca, anche perché come tutti hanno potuto sentire eroicamente è riuscita a parlarci nonostante appunto il suo stato di salute, ci ha dato una perfetta panoramica appunto del sistema delle regole legali e contrattuali, anche con qualche elemento di speranza circa il fatto che possa prima o poi funzionare questo sistema di valutazione che è appunto il presupposto perché appunto si possono veramente distribuire in maniera corretta e si possano e si debbano appunto distribuire anche le risorse per il trattamento accessorio legato al risultato, anche perché appunto mi sembra che la tanto diciamo vituperata idea brunettiana, no, di puntare sulla performance individuale successivamente, un po' ridimensionata già con la spending review, poi ovviamente in maniera ancora più decisiva con la riforma Madia del 2017 in realtà non sia scomparsa definitivamente e infatti poi ritroviamo anche appunto in questi contratti di quest'ultima tornata l'idea che invece per i dirigenti, per loro in particolar modo, la retribuzione di risultato continui a rappresentare un valore, addirittura come appunto si può leggere in questi contratti, c'è una retribuzione di risultato che premia in misura ancora maggiore coloro che fra quelli che si sono diciamo distinti hanno raggiunto appunto delle votazioni, delle valutazioni particolarmente elevate, quindi c'è la retribuzione di risultato diciamo all'ennesima potenza, quindi diciamo non c'è la volontà neppure da parte delle parti sociali di rinunciare a questo strumento che poi ovviamente è chiaramente considerato uno strumento anche di attivazione di virtuosi meccanismi di efficienza dell'intera pubblica amministrazione.
quindi molto bene e doppiamente grazie. E adesso, come però lei già un po' ha detto, entriamo in un tema molto, molto specifico, molto delicato, che è quello appunto della omnicomprensività, della quale ci parla il collega Ponte dall'Università della Calabria. Grazie. Grazie, ringrazio le professoresse Pasqualetto e Zilli e il professor Boscati per l'invito e per l'ospitalità. Io proverò a strutturare il mio intervento in 4 punti, partirò anch'io dall'articolo 24, quindi diciamo mi aggancerò a quello che la professoressa Limina ha già esposto nella sua relazione e proverò poi a soffermarmi sul noto parere della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4 maggio del 2005 che riguarda proprio il principio di omnicomprensività. Cercherò poi di mettere in relazione, di ragionare intorno alla relazione che intercorre tra l'articolo 24 e l'articolo 53 del testo unico e poi proverò ad esprimere delle riflessioni, diciamo, conclusive, più che conclusive, insomma, un po', proverò a ragionare intorno a alcuni profili di criticità che escono poi soprattutto dal confronto tra l'articolo 24 e l'articolo 53. Il tema, come ha già anticipato il professor Boscati, è un tema delicato e come ha anche ribadito la professoressa Pasqualetto è un tema delicato sul quale c'è una grande attenzione che è espressa dalla magistratura, non solo del lavoro, la questione relativa alla corretta individuazione del perimetro all'interno del quale si svolge, si applica e produce effetti il principio di omnicomprensività è questione che riguarda anche la magistratura penale. Mi riferisco ad esempio a una delle più recenti sentenze in materia di peculato, la Cassazione Penale del 2020, il 14 ottobre del 2020, e che ha riguardato il caso del dirigente che ha partecipato a commissioni di gara e ha incassato delle somme appunto proprio in esito a questa sua partecipazione. Allora, partendo dal primo punto, mi ricollego a quello che ci raccontava la professoressa Limena e mi concentro sull'articolo 24 che ci dà delle indicazioni importanti a proposito del principio di omnicomprensività. Come abbiamo ascoltato, il trattamento economico del dirigente è strutturato in modo articolato, quindi abbiamo la parte fondamentale e il trattamento economico accessorio. A proposito del trattamento economico accessorio, l'articolo 24 ci fornisce un'informazione preliminare, a mio avviso importante, sulla quale iniziare a ragionare ancora prima dell'analisi del comma 3 dell'articolo 24. Perché? Perché il 24 definisce espressamente, o meglio indica espressamente, la percentuale del 30% a proposito del trattamento accessorio collegato ai risultati, che appunto deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva. Ma nel fornirci questa indicazione, il 24 specifica anche che la retribuzione complessiva, rispetto alla quale dobbiamo calcolare poi quella percentuale, va considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività. Quindi da questa specificazione noi possiamo già desumere che al di fuori del perimetro che lo stesso articolo 24 poi individua con una certa precisione e che vede operare il principio di omnicomprensività, c'è la possibilità di svolgere per i dirigenti pubblici attività e quindi di svolgere incarichi che definisco aggiuntivi per non entrare, per evitare un approccio esclusivamente casistico, ma sappiamo che quando parliamo di incarichi aggiuntivi parliamo di incarichi che possono avere poi vario contenuto. Proprio perché, come dicevo, questa locuzione, incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'omnicomprensività, ha un significato anche rispetto al non detto, cioè anche rispetto a quello che evidentemente resta fuori e quindi rispetto agli incarichi evidentemente che non sono soggetti a questo regime. Dopodiché il 24,3 ci fornisce delle indicazioni, dicevo, più precise e come sappiamo questa è una parte dell'articolo che espressamente definisce quel perimetro al quale accennavo prima.
Infatti il trattamento economico complessivamente considerato secondo il comma 3 remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal TUPI, nonché qualsiasi incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa. Quindi abbiamo sostanzialmente tre ipotesi che sono riferibili agli incarichi che vengono conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio e quindi che sono direttamente ricollegabili alla alla qualifica dirigenziale che il dirigente possiede all'interno dell'amministrazione nella quale opera, comunque conferiti dall'amministrazione presso cui prestano servizio, quindi questa diciamo, espressione evidentemente evoca incarichi che non sono direttamente riferibili all'ufficio che è retto dal dirigente e quindi a quella specifica qualifica e alla posizione che il dirigente occupa all'interno dell'amministrazione. E poi la terza ipotesi riguarda gli incarichi che vengono conferiti su designazione dell'amministrazione presso la quale i dirigenti prestano servizio. Altra informazione importante, sempre nell'ambito diciamo, di questa prima fase di individuazione del perimetro di operatività del principio di onnicomprensibilità, poi riguarda la remunerazione di alcuni di questi incarichi. Perché? Perché 24,3 specifica che nel caso di incarichi conferiti da terzi, quindi di compensi che sono dovuti da terzi, gli stessi vengono corrisposti non già al dirigente che abbia svolto l'incarico, ma direttamente all'amministrazione presso la quale il dirigente opera e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza, quindi passano, come si suol dire, vengono filtrate dai cosiddetti fondi. Qui devo assolutamente concordare con quello che ha detto poc'anzi la professoressa Limina, a dispetto di quello che emerge dalla lettura complessiva dell'articolo 24, dobbiamo da subito rilevare che il momento consensuale, utilizzo questa espressione non a caso perché ci ritornerò da qui a breve, il momento consensuale nella determinazione della quantità di retribuzione che riguarda la parte variabile del trattamento spettante ai dirigenti è un momento sostanzialmente solo formalmente previsto. Perché? Perché il principio generale, quello della determinazione, della quantificazione innanzitutto, ma della determinazione in senso più generale della retribuzione in capo alla contrattazione collettiva, è perché quando anche la norma prevede espressamente l'indicazione all'interno del contratto dei riferimenti economici, è abbastanza chiaro che il dirigente non possa esercitare alcun tipo di potere negoziale nell'andare a trattare con l'amministrazione datrice di lavoro al fine appunto della individuazione di un quantum che si discosti in qualche misura da quella che è la disciplina legale e contrattuale. Sul tema, dicevo, è intervenuto il Consiglio di Stato con un noto parere reso appunto nel maggio del 2005 in Commissione Speciale Pubblico Impiego. L'intervento del Consiglio di Stato è stato sollecitato, come è noto, dal Ministero del Lavoro. Se si va un po' a recuperare il carteggio che poi ha dato diciamo, l'avvio alla procedura che si è poi conclusa con appunto l'emissione del parere da parte della Commissione Speciale, si scorgono pareri, o meglio, approcci completamente distanti. Il Ministero del Lavoro, infatti, nell'andare a formulare la richiesta di parere, aveva sposato o comunque aveva ipotizzato un'interpretazione forse meno rigorosa, ecco, per utilizzare un'espressione che poi ritroveremo nel parere redatto dal Consiglio di Stato, e aveva ipotizzato probabilmente anche una definizione del perimetro di operatività del principio di onnicomprensibilità più ristretto rispetto appunto a quello che poi sarà il parere reso dal Consiglio di Stato. E cosa ci dice il Consiglio di Stato? Dicevo appunto, utilizza un approccio che è molto più rigoroso e che poi troviamo coltivato nella giurisprudenza successiva. Si sofferma sul 24, in particolare sul 24,3, e nell'andare a valorizzare le espressioni contenute nel comma 3, quindi nell'andare a ribadire sostanzialmente che gli incarichi conferiti dalle amministrazioni dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque ai dirigenti loro dipendenti o su designazione delle stesse non possono essere
assolutamente, diciamo, non possono sfuggire assolutamente al principio di omnicomprensività, però aggiunge un elemento che è un elemento di riflessione secondo me molto importante. Recupera quello che dicevo poc'anzi, il momento consensuale in qualche misura, perché per andare a ricordare, appunto, dicevo, la rigorosità del principio del quale stiamo parlando, valorizza l'inesistenza di una unilaterale volontà della pubblica amministrazione nell'andare a imporre ai dirigenti incarichi aggiuntivi, perché testualmente il Consiglio di Stato afferma si tratta pur sempre di incarichi che devono essere accettati dall'interessato e quindi devono essere ritenuti rifiutabili da chi non intenda sopportare un aggravio di lavoro. E questa è la prima informazione che ricaviamo dal parere della Commissione speciale, che è un'affermazione che ha una importanza, come dire, centrale, a mio avviso, nel ragionamento che si conduce intorno appunto al famoso perimetro di operatività del principio del quale parlavo. La seconda informazione, a mio avviso molto importante, che ricaviamo dalla lettura del parere della Commissione speciale riguarda i rapporti, ai quali pure il professore Boscati in qualche modo accennava nella sua presentazione, tra l'articolo 24 e l'articolo 36 della Costituzione. Qui il Consiglio di Stato liquida probabilmente in maniera, insomma, forse un po' sbrigativa, ecco, questa è la mia opinione, la questione, ritenendo che non vi sia un reale problema quindi non vi sia una reale, diciamo, questione di costituzionalità sollevabile intorno al perimetro di applicazione del principio di omnicomprensività, ritenendo appunto che l'applicazione dell'articolo 36, o meglio il rispetto dei principi di proporzionalità e di sufficienza recati dall'articolo 36 della Costituzione sia assolutamente garantito dalla contrattazione collettiva diaria. E il ragionamento che la Commissione speciale conduce sostanzialmente riguarda la valutazione del trattamento economico complessivo. In buona sostanza, la Commissione speciale ritiene che non si possa isolare il singolo incarico, seppure aggiuntivo, conferito a un dirigente da questo accettato, al fine di dubitare del rispetto dei principi di proporzionalità e sufficienza. Perché? Perché va valutato il trattamento economico complessivo del quale il dirigente gode, e quindi va valutata sostanzialmente la compatibilità, quindi va affermata sostanzialmente la compatibilità dell'articolo 24 con l'articolo 36, anche con riferimento appunto a eventuali incarichi che al dirigente dovessero essere conferiti. In quel caso si poneva il problema degli incarichi cosiddetti di reggenza. Ovviamente questa seconda considerazione va diciamo, apprezzata tenendo presente quello che dicevo poc'anzi e quindi tenendo presente il primo punto sul quale si sofferma la Commissione speciale, ossia tenendo presente la rifiutabilità, recupero del momento consensuale al quale pure accennavo, la rifiutabilità di incarichi aggiuntivi da parte del dirigente, quindi l'inesistenza di un diritto della pubblica amministrazione di imporre unilateralmente al dirigente lo svolgimento di un'attività lavorativa che possa comportare un aggravio. A questo punto però la Commissione speciale non si occupa, perché è stata eccentrica in quella sede un'eventuale valutazione dei rapporti tra il 23 e il 53, quindi non si occupa del regime delle autorizzazioni o dei profili delle incompatibilità. E io invece voglio aggiungere qualcosa rispetto appunto ai rapporti tra l'articolo 24 e l'articolo 53, perché a mio avviso sono utili a meglio definire quel perimetro di applicazione del principio di omnicomprensività. Come sappiamo, l'articolo 53 si occupa di incompatibilità, ma si occupa anche di autorizzazione di incarichi o di attività che i pubblici dipendenti, quindi non solo i dirigenti, possono o vogliono svolgere pur dipendenti appunto di pubbliche amministrazioni. In particolare mi soffermo su tre parti dell'articolo 53, che come sappiamo è un articolo molto lungo e molto complesso, sui commi 2, 7 e 8. Ritengo che questi tre commi possano essere utili ai fini, diciamo, del discorso che sto cercando di fare. Stando al comma 2, le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio
che non siano espressamente previste e disciplinate da legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzate. Il comma 7 poi prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o propriamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. E poi il comma 8, stando al comma 8, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ora, se noi leggiamo il 24 e il 53 insieme, e quindi se partiamo già da quella precisazione che ho fatto in principio, e cioè consideriamo che lo stesso 24 suppone lo svolgimento, quindi la possibilità per i dirigenti di svolgere incarichi che non siano soggetti all'applicazione del principio di onnicomprensività, possiamo, con un minimo margine di approssimazione, affermare che al di fuori di quel perimetro i dirigenti possano svolgere incarichi aggiuntivi previa autorizzazione richiesta e concessa dall'amministrazione di appartenenza. Qui la giurisprudenza della Corte dei Conti è anche, ancora una volta, molto rigorosa nell'affermare che l'autorizzazione debba essere richiesta e ottenuta ancor prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, e quindi penso ad esempio a tutto quel contenzioso del quale si occupa la Corte dei Conti, che riguarda proprio le amministrazioni universitarie, e quindi le cosiddette autorizzazioni ex post o a ratifica. La Corte dei Conti ormai ha elaborato una giurisprudenza granitica sul punto, ritenendo che tutte quelle autorizzazioni che intervengono dopo l'inizio dello svolgimento dell'incarico non siano formalmente riconducibili al regime previsto dall'articolo 53. E in effetti questo tipo di lettura, che appunto coniuga il contenuto del 24 con il contenuto del 53, sembra essere anche perfettamente coerente, e quindi diciamo mi sembra che possa essere ricondotta a sistema, considerando anche la disciplina contenuta nei contratti collettivi di area. Penso al famoso articolo 60 del contratto dell'area prima del 2006, che si occupa appunto degli incarichi soggetti al principio di incomprensività e degli incarichi aggiuntivi, e quindi credo che la lettura del 24 e del 53 possa, tenendo presente anche l'indicazione della giurisprudenza, possa consentire l'affermazione appunto di una area che sta al di fuori del perimetro descritto dal comma 3, come interpretato alla stregua del comma 1 bis, che, come dicevo, individua il limite percentuale del 30% per il trattamento accessorio collegato ai risultati. A questo punto, e quindi provo ad andare verso, diciamo, la parte finale del mio intervento, alcune questioni interpretative. La questione che a mio avviso si pone con maggiore frequenza, al di là appunto del fatto della corretta individuazione della linea di confine, che se da un punto di vista teorico, per quello che ho cercato di raccontare, può apparire chiara, da un punto di vista poi pratico e qui casistico diventa sicuramente meno chiara e molto più fumosa. Appunto citavo prima il precedente della Cassazione penale che riguardava l'ipotesi di reato di peculato per la partecipazione a commissioni di gara. Ritengo che sia abbastanza centrale come tema quello della retribuibilità degli incarichi dirigenziali che si collocano al di fuori del perimetro di applicazione del principio di onnicomprensività e che riguardano soggetti terzi, perché sappiamo, come abbiamo appena visto, che quando siamo all'interno del perimetro di applicazione del principio, i compensi dovuti da terzi devono necessariamente essere filtrati dal fondo, quindi vengono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza, e quindi il dirigente sostanzialmente se ne avvantaggerà in quota parte, secondo le regole previste dal contratto collettivo e, come giustamente ricordava la professoressa Limina, anche in parte e per alcune voci dalla contrattazione integrativa, solo all'esito delle procedure che sono appunto previste dalla normativa contrattuale. Qui la giurisprudenza di merito, guardate, ci consegna una casistica variegata e particolarmente interessante. Io cito due casi, giusto per
provare insomma, a ragionare su questo tema, che riguardano rispettivamente lo svolgimento di attività di consulenza da parte di un dirigente a beneficio della magistratura, nello specie si trattava di un incarico di consulente tecnico d'ufficio, e poi l'incarico di subcommissario all'interno di un ente pubblico su nomina del Ministero dell'Interno per il tramite dell'ufficio territoriale del governo, quindi della prefettura. Nel primo caso, certa giurisprudenza ha escluso la riconducibilità di questa attività svolta dal dirigente in ausilio appunto alla magistratura, in presenza di una nomina effettuata dal magistrato e non riconducibile alla qualifica dirigenziale o alla posizione che il dirigente occupa all'interno dell'amministrazione di appartenenza. Si tratta, in un caso specifico che è stato deciso da Corte d'Appello, credo di Catanzaro, un paio di anni fa, si trattava di una nomina effettuata sia a beneficio di un dirigente, ma in ragione della sua iscrizione all'albo dei revisori. Il dirigente, quindi abilitato all'esercizio della professione di revisore, iscritto nel relativo albo dei revisori e quindi negli elenchi che i tribunali tengono ai fini appunto dell'assegnazione degli incarichi di consulenza tecnica, che viene appunto chiamato a svolgere un'attività di ausilio alla magistrata all'interno di un procedimento civile. Ecco, in questo caso questa giurisprudenza almeno ha ritenuto assolutamente non riconducibile questo incarico all'interno del perimetro di applicazione del principio di onnicomprensibilità e, applicando il 24 in combinato disposto col 53, perché in quel caso il dirigente aveva richiesto preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi e aveva ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione esplicita, ha affermato il diritto del dirigente al pagamento, quindi all'incasso diretto da parte in quel caso dell'amministrazione, o meglio, della parte soccombente nel processo civile, senza il passaggio dal fondo e quindi senza l'applicazione del filtro che pure è previsto dall'articolo 24,3 nel caso appunto di compensi dovuti da terzi. La seconda ipotesi invece, molto più particolare, dicevo, riguarda quella delle funzioni di subcommissario prefettizio. Ecco, in quel caso invece la giurisprudenza ha ritenuto assolutamente riconducibile l'incarico all'interno del perimetro di applicazione del principio di onnicomprensibilità, perché seppure conferito a un soggetto, un dirigente pubblico, in virtù delle qualità particolari in questo dello specifico dirigente, appunto, era in qualche modo legato il conferimento di quell'incarico alla posizione che il dirigente occupava all'interno dell'amministrazione. Si trattava del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi in quel caso, seppure non in assenza di una designazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, il giudice ha ritenuto comunque, ecco, riferibile all'incarico a quel comunque, forse probabilmente forzando un po' la lettera della norma, ma ha ritenuto di dover applicare il principio di onnicomprensibilità e quindi ha previsto il pagamento del compenso, in quel caso dall'amministrazione commissariata, filtrato dal fondo in applicazione dei principi di cui al 24,3. Quindi sostanzialmente a me pare che si possa sostenere, nel momento in cui si è al di fuori del principio, del perimetro di applicazione del principio di onnicomprensibilità, il diritto del dirigente di svolgere l'incarico aggiuntivo e di essere retribuito direttamente. E questo anche perché, se noi leggiamo, mantenendo sullo sfondo chiaramente, ma leggiamo anche gli articoli 4 e 19 del testo unico pubblico impiego, in combinato disposto con l'articolo 24, e tenendo presente quello che abbiamo detto a proposito dell'articolo 53, probabilmente riusciamo a sostenere l'affermazione di questo diritto, tenendo presente che quegli incarichi che stanno al di fuori di quel perimetro non sono direttamente collegabili né a funzioni di gestione, e quindi l'articolo 4, né al provvedimento di conferimento dell'incarico secondo quanto previsto dall'articolo 19. Quindi sostanzialmente, qui provo veramente ad avviarmi alla conclusione,
seppure l'articolo 24 non ci fornisca delle indicazioni precise che riguardano quello che sta al di fuori del perimetro di applicazione del principio dell'incomprensività, e seppure l'articolo 24,3 è l'andare a individuare quei tre casi ai quali si deve ancorare necessariamente il principio di incomprensività, impone, con riferimento agli incarichi conferiti da terzi, l'obbligo di pagamento dei compensi filtrato, diciamo, attraverso, diciamo, il ricorso ai fondi costituiti per il governo della parte variabile della retribuzione. Ritengo che, complessivamente considerata la disciplina della quale ci stiamo occupando, si possa comunque individuare al di fuori di quel perimetro un diritto del dirigente allo svolgimento di incarichi aggiuntivi altri, con ovviamente tutte le problematiche alle quali ho velocemente accennato. Ripeto, se noi andiamo a, come si dice, a esplodere il concetto di incarico aggiuntivo e andiamo ad analizzare la giurisprudenza, ci rendiamo conto che ci sono tantissimi casi borderline e casi nei quali la giurisprudenza in qualche modo forse forza anche il contenuto del comma 3 al fine di far rientrare determinate attività all'interno del perimetro di applicazione del principio. Ma immaginando appunto l'esistenza di altre attività al di fuori di quel perimetro di applicazione, bisogna concludere, almeno a mio avviso, per la diretta retribuibilità di quelle attività, in presenza ovviamente dell'autorizzazione richiesta e ottenuta in applicazione dell'articolo 53. Io mi fermerei qui, se siete d'accordo. Spero di non aver sforato con i tempi assegnati e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie per questa precisa e completa panoramica e relazione, approfondimento, anche per lo sforzo di cercare di restituire una sorta di razionalità ad una disposizione che in realtà, appunto, come Flavio ci ha appena detto, lascia aperti molti dubbi e sui quali c'è una giurisprudenza anche abbastanza variegata. Non ho niente da aggiungere su questo aspetto, su questo tema così tecnico, e quindi adesso cederei la parola al dottor Ranzato, dal quale ci aspettiamo di sentire magari anche qualcosa di più vissuto, diciamo, dal di dentro della pubblica amministrazione. Il dottor Ranzato è responsabile delle risorse umane dell'organizzazione del Comune di Padova, quindi si occupa, diciamo, in prima persona di trattamenti economici dei dirigenti, e quindi forse potrà anche illuminarci un po' su alcuni dubbi che poi in effetti a volte vengono circa l'effettivo funzionamento o meno di questo sistema, che appunto di questa architettura che il legislatore ha costruito e cercato poi di perfezionare negli anni, che riguarda appunto il trattamento economico del dirigente e quella parte delicatissima dello stesso che è appunto il trattamento accessorio legato ai risultati, con tutto quello che presuppone in termini di valutazione. Ecco, quindi lascio la parola al dottor Ranzato, che ringrazio anticipatamente. Sì, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio di avermi invitato a questo convegno e sì, per riprendere il tema che è appena stato affrontato dell'onnicomprensività del trattamento economico, che per quanto riguarda gli enti locali è contenuto nell'articolo 60 del CCNL del 17 dicembre 2020. In effetti si è presentato anche da noi questa situazione, perché a volte qualche dirigente ha avuto la proposta di determinati incarichi, però diciamo che abbiamo sempre applicato la norma in modo abbastanza limitato, perché mi ricordo qualche anno fa un dirigente aveva partecipato a una commissione per dirimere una controversia su una gara d'appalto, e avevamo fatto a quell'epoca, siccome avevamo dei dubbi se poter riconoscere o meno un compenso aggiuntivo, avevamo fatto un quesito all'ARA che ci aveva risposto negativamente, nel senso che al dirigente che si è impegnato per questo tipo di attività bisognava riconoscergli un premio con riferimento alla retribuzione del risultato, che già è finanziata dal fondo appunto della retribuzione di posizione di risultato. Io
sono responsabile del servizio contabilità del personale, quindi mi occupo del trattamento economico e previdenziale dei dipendenti del Comune di Padova. Ho preparato qualche slide in modo tale che possiate seguirmi meglio in quello che vi sto dicendo. Seguo appunto dal punto di vista più operativo l'applicazione di questa disciplina per quanto riguarda il trattamento economico e in particolare accessorio. Vediamo insieme alcuni punti in cui mi sono focalizzato, che riguarda appunto il fondo della retribuzione di posizione di risultato, un accenno alla valutazione della performance e come terzo punto la metodologia di valutazione della performance individuale dei dirigenti del Comune di Padova. Vi riporto un esempio, diciamo, concreto di quello che sta applicando il Comune di Padova, anche se qui, per questo qui vi avviso che è in corso una revisione in quanto è stata approvata nel 2019 e dopo qualche anno, come sapete, c'è la necessità di rivedere la disciplina. Una premessa per quanto riguarda la struttura della retribuzione, chi mi ha preceduto ha già detto molto, per cui posso solo dire che con riferimento al personale dirigente degli enti locali, l'articolo 53 del contratto del 17 dicembre 2020 prevede appunto quelle 4 voci retributive, che la prima è il trattamento tabellare, la seconda è la retribuzione individuale di anzianità per coloro che l'hanno conservata a una certa data, perché è stata riconosciuta fino agli anni 90 circa, e dopo non è stata più prevista riproposta. Dopo ci sono le altre 2 voci che riguardano la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, che sono finanziate da questo fondo appunto che vedete nell'indice di questa slide che vi sto proiettando. Per quanto riguarda gli enti locali, perché io conosco bene questa realtà qua, abbiamo che il fondo è costituito, deve essere costituito in base alla disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed è contenuta negli articoli 57 e seguenti del CCN del 17 dicembre 2020 e dentro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, perché non è che gli enti siano liberi di stanziare delle somme senza alcun limite, perché vi ricordo che esiste il blocco del tetto del salario accessorio previsto dalla legge Madia, l'articolo 23,2 del decreto legislativo 75 del 2015, che prevede che dal 2016 il tetto dei fondi del salario accessorio del personale della pubblica amministrazione sia bloccato a quel valore che è stato fotografato in quel momento lì, per cui non ci sono grandi margini di manovra per poter intervenire nell'incrementare le risorse del fondo della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti, ma non solo dei dirigenti, ovviamente anche per il personale non dirigente. Diciamo che la gestione del personale dirigente è più facile dal punto di vista del trattamento accessorio di quella che riguarda il personale non dirigente, perché hanno una serie di voci ed è molto più complessa e ci impegna molto di più anche a livello sindacale di confronto e di contrattazione, perché è veramente impegnativa, anche perché riguarda molti più dipendenti rispetto ai dirigenti, ovviamente. Vediamo per quanto riguarda la corretta gestione del fondo come deve avvenire, e quindi ho elencato quelle 3 fasi obbligatorie e sequenziali che bisogna rispettare. La prima riguarda lo stanziamento di risorse nel bilancio di previsione, perché è obbligatorio in sede di bilancio di previsione prevedere appunto degli stanziamenti per quanto riguarda quelle risorse fisse, perché abbiamo un contratto collettivo nazionale che ci obbliga a stanziare una determinata somma e questa appunto è obbligatorio inserirla dentro. Il fondo si alimenta da risorse fisse, appunto aventi carattere di certezza e stabilità, che previste dai vari CCNL. C'è una stratificazione perché si va indietro molti anni e, come sapete, ogni contratto normalmente aggiunge una quota all'incremento del fondo, per cui ogni certo numero di anni, 4-5 anni, vediamo che l'importo del fondo viene inserito come unico importo consolidato, perché altrimenti avremmo una costituzione del fondo che non finisce mai, avendo molti contratti che si sono succeduti nel corso del tempo. Ci sono delle risorse variabili, oltre a quelle fisse, che possono essere inserite dentro il fondo,
e questo dipende dalla propria capacità di bilancio, sempre però nel rispetto del limite del tetto del fondo 2016, per cui se un ente le aveva stanziate in quell'anno là, le può ripetere, ma dentro sempre quell'importo che aveva previsto a quell'epoca. Le risorse variabili sono legate alle scelte strategiche dell'ente, potrebbe inserire dentro appunto delle risorse in più per il fondo del personale dirigente, oppure a risorse previste da specifiche disposizioni di legge, quali potrebbero essere quelle dell'incentivo per quelli che svolgono attività contro l'evasione immutari, nel caso degli enti locali, oppure se ci sono convenzioni con enti esterni per fornire dei servizi aggiuntivi che siano retribuiti ai sensi dell'articolo 43 della legge 449 del 97. E altre risorse variabili sono quelle connesse, come ha parlato il professor Ponte che mi ha preceduto, all'articolo 60 che riguarda appunto il principio della onnicomprensività della retribuzione, per cui se un dipendente, se un dirigente riceve un incarico, ha designato un incarico esterno, quei soldi lì devono essere versati all'amministrazione di appartenenza, vanno a alimentare il fondo della retribuzione di posizione e di risultato e devono essere erogati sotto forma di risultato al personale che principalmente è stato coinvolto in questa attività esterna. Adesso passiamo alla seconda fase, quindi abbiamo visto lo stanziamento delle risorse in bilancio. La seconda fase da seguire è quella consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che consiste in una determinazione dirigenziale per quanto ci riguarda come enti locali, e questa qui deve essere un atto formale appunto di competenza del dirigente e che sarà dopo sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione, perché come prevede il 165 del 2001, l'articolo 40 e seguenti, prevede un ruolo rilevante da parte dell'organo di revisione, nel nostro caso sono il collegio dei revisori dei conti, perché loro devono certificare la corretta costituzione del fondo, che sia compatibile con la capacità di bilancio e nel rispetto delle norme previste in materia di contrattazione integrativa. La terza e ultima fase è quella che riguarda la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, e questo ci serve per costituire quello che è il titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione, ossia per registrare nel bilancio di previsione gli impegni di spesa in modo tale da dopo poter erogare le somme spettanti appunto al personale dirigente. Come è già stato anticipato prima, l'articolo 57 del CCNL del 17 dicembre 2020 prevede che ci sia una quota minima delle risorse che deve essere riservata al risultato, che nel nostro caso è del 15%, e quindi l'85% deve essere riservato alle decretazioni di posizione. È una quota minima come per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova. Abbiamo una quota più alta della retribuzione di risultato che è stata stabilita del 18% contro l'82% della posizione. Diciamo che, come avete già detto, la disciplina degli ultimi anni, la normativa nazionale degli ultimi anni insiste per far sì che la retribuzione di risultato sia una componente sempre maggiore in modo tale da tener conto dell'attività e dei risultati conseguiti dal dirigente, perché però dal punto di vista, se guardiamo dall'atto previdenziale, diciamo che al dirigente converrebbe di più avere un valore più alto di retribuzione di posizione rispetto al risultato, perché la retribuzione di risultato, che ha un carattere accessorio, vale meno rispetto dal punto di vista previdenziale del conteggio della pensione rispetto a quello che è la posizione. E inoltre non è valida la retribuzione del risultato ai fini del trattamento di fine servizio o fine rapporto, o di indennità di fine servizio nel caso dei dipendenti, dei dirigenti dello Stato.
E la disciplina contrattuale per quanto riguarda l'area della dirigenza delle funzioni locali prevede, sempre con riferimento all'articolo 57, che le risorse finalizzate appunto all'attribuzione di posizione in un determinato anno debbano essere integralmente spese nell'anno considerato. E le risorse destinate, qualora non vengano spese tutte le risorse per la retribuzione di posizione, la parte che avanza viene, diciamo, va a alimentare la quota disponibile per la retribuzione di risultato. Allora, dopo erogata la retribuzione di risultato, ancora avanzano, ci sono dei importi residui, questi devono essere inseriti una tantum nel fondo della retribuzione di posizione di risultato dell'anno successivo e devono essere destinate al risultato. Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, che la retribuzione di posizione, ricordo, viene erogata per 13 mensilità, quindi a carattere continuativo, come è già stato detto dai miei colleghi, scusate, da chi mi ha preceduto prima, non è possibile riconoscerla retroattivamente, in quanto gli enti devono prima approvare la metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali. Già in passato l'ARAN, con questo parere qua che vi sto facendo vedere, si era pronunciata, ma dopo anche la giurisprudenza che è seguita ha appunto chiaramente detto che una volta prima deve essere, diciamo, pesata, diciamo, la sedia dove si va a sedere il dirigente, in modo tale che quando inizia l'incarico assegnato sia già certo il valore economico da attribuire in base all'attività che viene svolta. Per quanto riguarda invece la corresponsione dell'indennità di risultato, questa è attribuita sulla base di diversi livelli di valutazione della performance, che con riferimento ai dirigenti degli enti locali si va a vedere quello che era il piano della performance inserito nel vecchio DUP, documento unico di programmazione, che dal 2023 è confluita nel PIAO, che è il piano integrato di attività e organizzazione, che è un piano di governance dell'amministrazione, dove appunto sono confluiti vari documenti, tra cui ad esempio il piano del fabbisogno del personale, la formazione e altri documenti di programmazione. La relativa erogazione può avvenire nel rispetto delle previsioni di legge in materia e sottolineo solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva. Quindi per poter riconoscere la retribuzione del risultato al dirigente, questo deve essere valutato positivamente, altrimenti non può essere riconosciuto il premio. L'articolo 30 del contratto, sempre del 2020, per quanto riguarda i dirigenti, ha previsto per la prima volta l'applicazione del principio di premiare quei dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate, per cui in base al sistema di valutazione adottato è previsto che debba essere attribuita una retribuzione di risultato con un importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova, in sede di contrattazione integrativa è stato stabilito che questo 30% venga riconosciuto al 30% dei dirigenti come numero che possono beneficiare di questo premio. Un accenno alla valutazione della performance, passiamo, che ovviamente è collegata alla retribuzione del risultato, perché senza il ciclo della performance non è possibile riconoscere, scusate, non è possibile riconoscere la retribuzione del risultato. Allora, come è già stato detto, il processo di valutazione della performance ha lo scopo di migliorare le prestazioni individuali
a tutti i livelli, quindi l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione nell'ambito dell'intero sistema di valutazione, teso a garantire la trasparenza delle regole nei criteri e nelle modalità con cui esso sarà realizzato nell'ambito dell'ente. Per quanto riguarda la valutazione della performance, ricordo che è uscita di recente una direttiva da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione, Zangrillo, che tende a intervenire, vuole un superamento dell'attuale sistema di valutazione che hanno impostato i vari enti, perché questa direttiva propone di cambiare il sistema di valutazione non più in un senso gerarchico unidirezionale, ma attraverso altri livelli, come può essere una valutazione fatta dal basso verso l'alto, magari in forma anonima, e vuole, da quello che da un punto si è letto, inoltre vuole incentivare il riconoscimento della leadership da parte del dirigente e punta sull'attività formative come crescita e all'interno appunto della pubblica amministrazione, dopo mette una serie di altri principi. Comunque questa è appena uscita, e per cui sarà oggetto anche di studio e di aggiornamento per quanto riguarda i sistemi di valutazione della performance. Deve essere garantito la correttezza appunto del processo di migliorazione e valutazione della performance, nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal decreto 150 del 2009 di Brunetta, e nel rispetto ovviamente di tutta quella disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali integrativi nei regolamenti comunali, perché il principio è quello sempre di valutare il merito e la professionalità. E qui entriamo nel concreto di quella che è la metodologia di valutazione della performance individuale dei dirigenti utilizzata nel Comune di Padova. Questa è stata approvata nel 2019, è oggetto ora di revisione, come avevo detto prima, in quanto essendo passato qualche anno c'è la necessità di vedere qualche aspetto. Siamo ancora a livello di proposta, di elaborazione di una proposta, per cui non posso anticiparvi più di tanto, nel senso che l'amministrazione sta appunto decidendo come modificarla. Qui vi ho elencato quelli che sono i 4 punti che riguardano la metodologia di questa valutazione, che sono che riguardano il percorso che deve essere seguito, chi sono i soggetti della valutazione, gli ambiti della valutazione e la valutazione complessiva. Con riferimento al primo punto del percorso di valutazione da seguire, abbiamo 5 tappe, 5 tappe appunto, che sono l'assegnazione degli obiettivi, il monitoraggio intermedio dei risultati a consuntivo, i colloqui, sono 2 tipi di colloqui che dopo vediamo, la valutazione finale in modo da arrivare ad attribuire la retribuzione del risultato, e infine è prevista anche una procedura di conciliazione in caso di contestazione da parte del dirigente della valutazione ricevuta. Con riferimento, vediamo, al primo punto dell'assegnazione degli obiettivi, gli obiettivi ai dirigenti vengono assegnati dalla Giunta attraverso il PIAO. Qui all'interno troviamo la sottosezione della performance. Il PIAO appunto è adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria di bilancio, per cui nell'assegnare gli obiettivi ai dirigenti ovviamente questi devono essere accompagnati anche a delle risorse finanziarie per poterli raggiungere. Pertanto sono individuati gli obiettivi relativi agli ambiti di valutazione, che dopo questi ambiti li vediamo in via successiva, e per ciascuno di essi ci sono degli indicatori per misurarli e per valutarli. Nell'individuazione di questi obiettivi è prevista una partecipazione, per cui non è la Giunta che li fissa in modo autonomo, ma c'è un interscambio con i dirigenti, per cui loro stessi possono fare una proposta in merito agli obiettivi esecutivi, indicatori pesi e valori di riferimento che servono proprio per il calcolo della percentuale di risultato.
Inoltre è previsto anche la Giunta può avvalersi del direttore generale per l'definizione di obiettivi e target e anche dell'apporto del nucleo di valutazione per un'analisi tecnica anche in merito al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 5,2 del decreto legislativo 150/2009 che elenca quelle che sono le caratteristiche che devono avere gli obiettivi, ossia ad esempio che devono essere obiettivi pertinenti con i bisogni della collettività, devono essere obiettivi per cui ci sono delle risorse finanziarie stanziate per poterli conseguire, elenca altri aspetti che devono avere questi obiettivi, per cui è rimesso al nucleo di valutazione per il controllo e una verifica che ci sia un rispetto della normativa. Vediamo il secondo passaggio del percorso di valutazione che riguarda il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi che viene effettuato con periodicità stabilita dal nucleo di valutazione o dalla direzione generale o dalla giunta. E nella nostra realtà questo monitoraggio viene fatto verso la fine del mese di luglio, per cui si fa una fotografia di come sta andando il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e si fa questa verifica al fine di individuare per tempo se ci sono aspetti di criticità o eventi non previsti in conseguenza dei quali bisogna intervenire per proporre delle azioni correttive. Gli obiettivi assegnati non possono essere modificati, per cui la giunta comunale può intervenire in corso d'anno per rivedere quel che era stato stabilito all'inizio dell'anno. Dopo questa fase intermedia del monitoraggio si arriva al fine anno di ogni anno, dove viene fatto un report in cui viene rilevato il risultato definitivo del grado di raggiungimento degli obiettivi e dopo verrà riepilogato nella relazione sulla performance che sarà approvata l'anno successivo, che è un documento essenziale per permettere dopo l'erogazione e il riconoscimento del premio incentivante al personale sia dirigente che non dirigente. Questa fase oltre al monitoraggio che abbiamo appena visto, la rendicontazione finale, ci sono anche dei colloqui. I colloqui sono previsti, sono due, quello intermedio e quello consultivo. Quello intermedio, che ovviamente è agganciato al monitoraggio intermedio che abbiamo visto poco fa. Qui abbiamo un intervento da parte della giunta che, visti i risultati dei report intermedi, può intervenire per operare dei colloqui, il determinato dei colloqui intermedi al fine di valutare eventuali criticità in modo da formulare proprie considerazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sulla qualità delle prestazioni per concordare eventuali azioni correttive. Quindi diciamo che il dirigente viene in qualche modo avvisato, almeno dovrebbe essere avvisato della situazione, di come sta andando, in modo per poter mettere in atto tutte quelle azioni necessarie in modo da evitare che l'obiettivo non venga raggiunto. Il colloquio invece consultivo, questo qui interviene alla fine di quando si è fatta la rilevazione del raggiungimento degli obiettivi, al termine appunto del periodo di valutazione. C'è il nucleo di valutazione, nella nostra realtà il nucleo di valutazione interviene verso il mese di gennaio-febbraio, con fissa di colloqui con il personale dirigente in cui vengono discussi i risultati raggiunti, che sono analizzati e evidenziati eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. Vengono anche individuati possibili fattori o azioni di miglioramento e viene ascoltato il dirigente per eventuali
osservazioni su come si è svolta l'attività per il conseguimento dell'obiettivo. Potrebbero esserci stati degli scostamenti nel risultato finale rispetto al valore atteso fissato per gli obiettivi assegnati, e si farà un'analisi, viene fatta un'analisi di quelle che potrebbero essere le cause per capire se è dovuto a un comportamento organizzativo da parte del dirigente oppure se ci sono delle variabili esterne per cui non è stato possibile conseguire l'obiettivo che era stato assegnato, come potrebbe essere magari la realizzazione di un'opera collegata a un determinato finanziamento che magari non si è concretizzato nel corso dell'anno, per cui non si può certo imputare al dirigente questa responsabilità di conseguire il risultato che non si è visto. E passiamo alla fase conclusiva di questo percorso di valutazione, che è quella che porta all'attribuzione dei punteggi. Qui interviene in prima battuta il nucleo di valutazione, che abbiamo visto poco fa che dopo aver fatto, diciamo, i colloqui nei mesi di gennaio e febbraio, svolge la sua attività proponendo la propria proposta al sindaco. Il sindaco, sentita la giunta, approva gli esiti finali con propria disposizione e determina anche le fasce di attribuzione del risultato e attribuisce il premio nominale corrispondente a ciascun dirigente. Viene compilata anche una scheda di valutazione del dirigente ed è consegnata a ciascun dirigente dal direttore generale se esiste, oppure in caso di assenza del segretario generale, che deve provvedere a chiarire le motivazioni della valutazione e evidenziare le aree di miglioramento. Questo è quanto prevede il percorso di valutazione. Qualora un dirigente riceva la scheda di valutazione e non concordi con l'esito che è stato comunicato, ha la possibilità di presentare un reclamo chiedendo una revisione entro 30 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione. Qui l'appello viene fatto al sindaco che ha tempo di decidere nei successivi 45 giorni e che potrà, dopo aver acquisito il parere del nucleo di valutazione, potrà anche disporre un colloquio con il dirigente interessato. Qui nella realtà nostra del Comune di Padova è capitato che qualche dirigente non era d'accordo sulla valutazione e abbia anche in parte, visto anche in parte accolta la sua richiesta, per cui dopo abbiamo avuto anche, diciamo, conguagliare la retribuzione risultato che era stata inizialmente riconosciuta. Come soggetti della valutazione sono tre, sono i soggetti valutati che sono i dirigenti, ovviamente, l'organo valutatore proponente che è il nucleo di valutazione che abbiamo appena parlato, e l'organo valutatore finale è il sindaco sentita la giunta. Come anche già detto in precedenza, il nucleo di valutazione ha un compito di garantire la correttezza dei processi di migliorazione e valutazione della performance, nonché l'utilizzo dei premi secondo la disciplina prevista dal 150 del 2009 dei contratti collettivi nazionali integrativi. Quindi è il nucleo di valutazione che ha il compito di vigilare che tutta la procedura venga compiuta nel rispetto appunto della trasparenza. Il nucleo di valutazione propone al sindaco appunto la valutazione annuale dei dirigenti a fine dell'attribuzione della risultato di risultato, come ho già detto. I dirigenti sono i responsabili dei risultati dell'attività delle strutture che sono proposti e nella realizzazione dei progetti loro affidati o gli adempimenti loro spettanti, quindi a tal fine partecipano alla predisposizione degli strumenti previsionali, come vi ho già anticipato prima. Il sindaco, come
sindaco sentito la giunta approva gli esiti finali e determina le fasi di distribuzione del risultato e attribuisce il premio nominale corrispondente a ciascun dirigente. Passiamo ora agli ambiti di valutazione. Vediamo concretamente come vengono valutati i dirigenti. Ci sono 4 ambiti di valutazione della performance individuale. Quello della lettera A riguarda gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, che è quello che ha il punteggio più elevato, 40 punti su 100, che è il punteggio massimo a disposizione. Il secondo riguarda il raggiungimento di specifici obiettivi di performance dell'ente o individuali dei dirigenti, che possono essere attribuiti massimo 20 punti. Il terzo riguarda la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate. Anche questo qui può avere 30 punti al massimo. Infine viene tenuto conto anche della capacità di valutazione dei propri collaboratori con un massimo di 10 punti, perché uno dei problemi che si presentano, che abbiamo visto, è quello da parte dei dirigenti che hanno difficoltà a differenziare le valutazioni e riconoscere i migliori, quelli che sono i migliori, per cui c'è una specie di appiattimento, diciamo, nel riconoscere, anche perché, come sapete, no, valutare i propri collaboratori non è un'operazione facile, per cui è sempre difficile, però bisognerebbe appunto tener conto del merito di chi appunto merita, in modo che sia premiato di conseguenza. Diamo una descrizione qua di questi ambiti di valutazione, con riferimento al primo della performance relativo all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ossia il settore, perché noi abbiamo dei settori, siamo come organizzazione, come struttura organizzativa. È valutato il grado di raggiungimento degli obiettivi, ovviamente, che sono contenuti nel PA sotto sezione performance. Ci sono degli indicatori standard di attività del servizio in cui è definito il grado di raggiungimento degli obiettivi, e quindi si vede appunto si vede a che livello il dirigente a fine anno con i propri obiettivi, quale punteggio viene assegnato. Appunto perché si fa riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, come vediamo nella slide successiva, che c'è una scala che specifica il punteggio attribuito, eccola qua. E questa tabella qua che vediamo, allora, per avere i 40 punti che sono il massimo, bisogna avere un raggiungimento, come percentuale di raggiungimento degli obiettivi, che si colloca dall'85 al 100%. Se abbiamo un livello di raggiungimento inferiore, calano anche i punti riconosciuti, perché si scende a 30 con una percentuale da 84 a 75, da 74 a 61 scendere 20, da 60 a 51 10, e a finire, se siamo sotto il 50%, non viene attribuito alcun punto al dirigente. Vediamo il secondo ambito di valutazione, che invece questo riguarda specifici obiettivi di performance dell'ente o individuale dei dirigenti. Questo ambito di valutazione sono riservati al massimo 20 punti, riguardano dei specifici obiettivi di particolare rilevanza, anche trasversale, per la realizzazione delle strategie dell'amministrazione comunale. Sono misurati attraverso appositi indicatori che specificano il diverso grado di raggiungimento e il punteggio corrispondente a ciascun grado di raggiungimento. Qui sotto vi ho messo tra parentesi una delle modifiche che dovrà essere recepita dalla nostra metodologia di valutazione, che riguarda il rispetto dei tempi di pagamento, perché non so se sapete, c'è a livello europeo c'è una direttiva che ormai da 20 anni che insiste nei paesi, insiste con i paesi della comunità europea, in modo tale da garantire uniformi tempistiche nel pagamento delle transazioni commerciali per non danneggiare i vari operatori dei diversi stati. Per quanto riguarda il legislatore italiano, è una decina d'anni che ha emanato una serie di norme per
far sì che nella pubblica amministrazione si riescano a rispettare i tempi di pagamento. Ora, questo decreto legge numero 13 del 2023 ha previsto come obbligatorio l'inserimento di obiettivi specifici nell'ambito del PIAO, sottosezione performance, per cui qualora non venga rispettato questo obiettivo dei tempi di pagamento, scatta anche una sanzione a livello, può scattare una sanzione a livello economico per i dirigenti che non si sono impegnati. Ecco, la discussione che è in atto da noi è come si sta discutendo come far gravare questa penalizzazione qualora succeda, se limitare al dirigente interessato, estenderla un po' a tutti. C'è una discussione in atto che adesso vedremo dopo come andrà a finire. Vediamo il terzo ambito di valutazione che riguarda il contributo assicurato alla performance generale della struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate. Questo ambito comporta il riconoscimento al massimo di 30 punti, che è secondo come rilevanza dopo i 40 punti del primo che avevamo visto prima. Sono due aree che vengono considerate, quella delle capacità manageriali e relazionali dei valutati. Sono disponibili 15 punti per ciascuna area. Concretamente vediamo qualcosa, la prima area riguarda le capacità manageriali, vediamo cosa tiene conto della capacità di pianificare, di saper pianificare le attività, di valutare le priorità, capacità di iniziativa e responsabilità, flessibilità nella gestione delle risorse, capacità negoziale di problem solving, apertura all'innovazione e cambiamenti organizzativi e adattamento a situazioni impreviste, e infine disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze dell'amministrazione. Per quanto attiene invece la seconda area delle capacità relazionali, vediamo cosa considera. Considera la capacità di proposta e supporto tecnico alla definizione delle politiche dell'amministrazione, capacità di coordinamento all'interno della propria struttura e con le altre strutture dell'ente anche mediante lavoro di gruppo, capacità di favorire il miglioramento del clima organizzativo, capacità di favorire motivazione e valorizzazione delle professionalità dei collaboratori, infine capacità di favorire e sviluppare le relazioni con l'utenza esterna ed interna, valorizzando l'immagine dell'ente. Vediamo l'ultimo ambito di valutazione, che è quello che riguarda la capacità di valutare i propri dipendenti, con massimo 10 punti di punteggio che può essere attribuito. Questo ambito si basa sulla capacità dimostrata per quanto riguarda la differenziazione dei giudizi che è rilevabile dalle schede di valutazione. Qui c'è un calcolo statistico che viene effettuato, si viene considerata la devianza standard delle valutazioni attribuite ai dipendenti dell'anno in cui si riferisce la valutazione, che è quella dell'anno precedente, bilanciata con la numerosità dei dipendenti valutati, in modo tale da mettere in evidenza appunto come il dirigente all'interno della propria struttura sappia riconoscere un punteggio a quei dipendenti più elevato in base al merito dell'attività che è stata svolta. Questo è un calcolo statistico che dopo questo calcolo statistico sfocia in questa tabella qua che vediamo. A seconda del risultato della deviazione standard vengono attribuiti dei punti, per cui se è inferiore a 1 abbiamo 0 punti, si va da 0 a 10 punti massimo, qualora il punteggio risulti da 10 oltre della deviazione standard calcolata. Questo è un ambito di valutazione che, per quello che ho visto, ci sono pochi dirigenti che riescono ad arrivare a raggiungere quel massimo di 10 del punteggio. E infine vediamo la valutazione complessiva, si fa la somma dei punti di quello che abbiamo visto nei vari ambiti
poco fa, si fa la somma complessiva dei punti ottenuti in modo da arrivare alla valutazione complessiva. Le fasce di risultato che riconoscono un premio sono 7 per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova, a seconda dei punti conseguiti. Al di sotto di 60 punti il giudizio è insufficiente, per cui non è previsto il riconoscimento del Comune alla retribuzione del risultato, e dopo, a seconda appunto dei punteggi, si va dalla fascia 1 alla fascia 7. Ho visto, per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova, ripeto, nella fascia 1 non ho mai visto arrivare ancora nessuno negli ultimi anni, forse anche perché lo scopo è quello di incentivare al miglioramento e per evitare che magari, se qualche dirigente arrivi ad avere già da subito la fascia 1, diciamo, si rilassi, ecco, non so. Vabbè, questa è un'esperienza nostra, non so cosa succede negli altri casi. La terza colonna, che qua è vuota, riguarda ovviamente la retribuzione del risultato, che viene stabilita dal sindaco con un proprio atto e ovviamente in base alle risorse del fondo della retribuzione di posizione del risultato, quello che avevamo visto all'inizio, che viene stanziato dall'amministrazione. In base a quelle risorse disponibili viene dopo ripartito fra i vari dirigenti in base alla valutazione dei premi. Ho anche così concretamente la scheda ho fatto un estratto dell'ultima valutazione, non so se spero che si riesca a vedere, che riassume quanto ho appena detto. Abbiamo la prima colonna, cognome e nome del dirigente, la seconda i punti di performance organizzativa. Qui ho preso come riferimento alcuni dirigenti e raggiungere questo obiettivo quando in questo caso qua l'avevano raggiunti tutti i 40 punti massimi. Per quanto riguarda la performance relativa a specifici obiettivi dell'ente o individuali, massimo 20 punti, anche qua si sono piazzati, diciamo, bene, mentre con riferimento alla valutazione delle competenze professionali e manageriali, qui possono avere massimo 30 punti, però vedete che c'è non tutti sono allineati verso l'alto, anche se comunque i punteggi non sono, diciamo, sono abbastanza buoni. Mentre la capacità di valutare i collaboratori, che è quello che vi dicevo prima, abbiamo qua il caso di un dirigente che è riuscito ad raggiungere i 10 punti massimo, ma la maggior parte stenta, è un fattore un po' critico, ecco, questo qua. Alla fine c'è la valutazione complessiva, vediamo le ultime colonne, con i totali dei punti che raggiunge il dirigente, e in base a quello viene assegnata la fascia di ricevuzione del risultato, e qui vedete alcuni valori che sono stati appunto riconosciuti. L'ultima colonna riguarda la maggiorazione prevista dall'articolo 15 del nostro contratto collettivo integrativo, che però si aggancia all'articolo 30 di cui abbiamo parlato prima, che è quella di riconoscere una maggiorazione del 30% nel valore medio pro quota del premio a quelli che hanno le valutazioni più elevate, che in questo caso qua sono circa 3.000 euro. Questo è il punto per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova. Sempre nel rispetto della trasparenza, questi dati che riguardano l'erogazione e la retribuzione di posizione di risultato, ricordo che dopo vengono inseriti nelle statistiche del conto annuale della spesa del personale, vengono pubblicati anche in amministrazione trasparente, per cui c'è una tabella che può essere consultata da chiunque, dove vengono diciamo, raggruppati gli importi che vengono erogati dai dirigenti in base alla valutazione, per cui si vede come avviene la distribuzione dei premi. Basta, io per quanto riguarda la realtà del Comune di Padova avrei concluso. Non ho parlato della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali, perché sennò temo che col tempo andava un po' troppo oltre.
L'ultima cosa volevo dire che per quanto riguarda l'attribuzione del risultato, questa può essere riconosciuta al dirigente se vengono assegnati ovviamente gli obiettivi vengono raggiunti, ma anche qualora però non vengono assegnati gli obiettivi ai dirigenti, ho visto una sentenza della Cassazione nel 2022, c'è un rischio da parte dell'amministrazione, perché comunque era stata condannata appunto l'amministrazione che per perdita di chance del dirigente non gli aveva assegnato degli obiettivi, per cui ha creato un danno per l'amministrazione. Pertanto gli obiettivi devono sempre comunque essere assegnati al dirigente. Bene, ringrazio tutti. Da ultimo il dottore Ranzato, che ci ha dato questo spaccato di dettaglio del sistema di valutazione legato alla retribuzione di risultato. È sempre importante, insomma, verificare in concreto come sono attuate le norme. Veramente ringrazio la dottoressa Limena anche perché, insomma, ha fatto uno sforzo fisico non banale, non sapevamo che fosse più che febbricitante, quindi grazie 2 volte. Ponte stava benissimo, quindi no, a parte le battute. No, cosa sono emerso? Vado per flash perché ormai il tempo non è. Allora, l'elemento che è emerso è il fatto che il momento consensuale individuale, questo sconosciuto, nel senso che al di là di quello che possono dire le norme, in realtà non c'è spazio di negoziazione individuale. Non c'è spazio perché quello che era previsto per i dirigenti di prima fascia dei ministeri in realtà con la direttiva d'Alema del 99 è stato in buona sostanza obliterato, cioè con il rinvio alla contrattazione collettiva, e dall'altro lato la previsione del secondo comma del 19 che fa seguire l'atto di conferimento un accordo eccessivo sul trattamento economico in realtà non negozia nulla. Perché il tabellare è finito dal contratto collettivo, la posizione è definita in bilaterale da parte dell'amministrazione, certo sulla base di range definiti dal contratto collettivo nazionale, ma nulla definisce, il risultato in realtà è vincolato, come ha detto il dottore Ranzato, da quello che è il fondo. Quindi in realtà c'è questo momento consensuale individuale non c'è, viceversa c'è uno spazio per quanto riguarda il contratto collettivo nazionale in primis e in parte integrativo per quanto riguarda il tema performance. Quindi questo è il primo elemento, credo che sia emerso in maniera estremamente chiara. Il secondo aspetto di grande interesse è quello che ha detto il professore Ponte, cioè il tema del rapporto tra incarichi aggiuntivi ed incarichi esterni, cioè il tema del rapporto tra il 24,3 e il 53, perché oggettivamente su quello in dottrina e giurisprudenza c'è una certa confusione, ma noi in maniera estremamente chiara e attenzione differenziamo tra quelli che sono gli incarichi che il mio ente mi attribuisce da quelli che sono gli incarichi di altri soggetti. Questo è l'elemento di discrimen, e questo è, diciamo, l'elemento di fondo. Dopodiché, certo, per quanto riguarda gli incarichi che mi sono conferiti dal mio ente, c'è un tema del rapporto 24,3 rispetto a 36 Costituzione. Anche sotto questo profilo 36, cioè non apriamo tutto il tema del 36 molto in voga in questo momento, ma qua andiamo oltre quello che è il tema è meramente del tabellare, quindi si pone una tematica di altro tipo. Semmai, ma insomma questo aspetto è un aspetto che ovviamente per tempo non è stato esplorato, c'è il tema dei più incarichi col tema del benessere organizzativo e quindi col legame con il 2087. Questo può essere, come dire, l'altra questione, l'altro tema. Credo che insomma il professore Ponte abbia indicato in maniera estremamente chiara quelle che sono le problematiche sulle quali, voglio dire, probabilmente sarebbe opportuna una maggiore attenzione da parte di tutti. Sulla performance, cosa dire? Il modello del comune di Padova è molto bello, cioè come tanti altri modelli, parlo sempre di altri, cioè il problema che si pone è un problema molte volte di effettività. È un problema di effettività perché prima, come hai ricordato anche da ultimo, c'è un tema degli obiettivi e assenza degli obiettivi, perché c'è un tema di tempistiche e contenuti. Dopodiché ha fatto benissimo il dottore Ranzato a ricordare la Cassazione che ci dice attenzione, perché se non dai gli obiettivi, se gli obiettivi, cioè non è che il dirigente non abbia diritto a nulla, ma può agire per perdita di chance, per l'adempimento di un obbligo. Il problema qual è? Che la perdita di chance comunque, per chi fa la professione sa, che non è una cosa semplicissima da dimostrare, cioè può essere abbastanza complessa.
E quindi insomma sotto questo profilo la questione vera ancora una volta sul tema degli obiettivi è la responsabilità del vertice politico che ha cascato nell'inizio processo, e lì diventa difficilmente sanzionabile, perché deve essere sanzionabile sul piano politico, ma insomma non è sempre vero. Poi quello che scontano, cioè quello che sconta il sistema di valutazione col tema retribuzione è sempre quello che insomma in maniera quasi ossessiva, ripeto, è che purtroppo in molti casi si fa questo parallelismo tra valutazione non negativa uguale valutazione positiva. In realtà la valutazione non negativa mi dovrebbe escludere la responsabilità, quella positiva mi dovrebbe dare diritto all'accessorio secondo quelli che sono i range. Dopodiché l'altra questione, prima il dottore Ranzato diceva ma nessuno nella fascia apicale, adesso io i dati li ho visti velocemente, però in molte realtà ci sono pochissimi nella fascia apicale, in quella più bassa sono tutti allocati nella fascia centrale, con dei range che emergono anche di una valutazione differenziata. Quando si tratta di distribuire i soldini, questi soldini sono attribuiti in maniera molto omogenea sulla base anche di dinamiche, insomma, la dico brutta, di rotazione, perché questo è quello che molte volte nella prassi, perché parliamo sempre di altri, dottore, non parliamo in linea generale. Dopodiché il quarto aspetto che si lega al tema dell'accessorio è quello che ha indicato il Salimena, cioè sul tema della retribuzione di posizione, cioè retribuzione di posizione e quindi il dato che una parte del mio accessorio sia legato all'importanza dell'incarico pone secondo me due questioni. La prima questione è la questione relativa al fatto che in realtà gli enti hanno comunque una discrezionalità abbastanza rilevante nel momento in cui tu pesi gli incarichi, cioè sono dei criteri oggettivi per un dato organizzativo che può diventare difficilmente sindacabile sul piano giurisdizionale, e sotto questo profilo, se questo può essere un vincolo, dall'altro lato può essere anche un'opportunità per attribuire maggior peso economico, quindi appetibilità a certi incarichi. Poi c'è l'altro problema, l'altra questione, che è quella relativa al fatto della modifica dell'incarico, perché giustamente la dottoressa ha ricordato la revocante tempus col galleggiamento fino alla scadenza, secondo il meccanismo definito dal contratto collettivo nazionale, però il tema è anche un altro, cioè il tema è siccome io posso essere destinatario di un incarico di minor rilievo al termine dell'incarico, e questo incarico minore quindi cosa comporta? Comporta una diminuzione della retribuzione del risultato, cioè per essere ancora più diretti, c'è una posizione la quale è importante, non strategica, è pesata in un certo modo, in misura inferiore rispetto ad altre, un dirigente bravo per risollevare quella posizione gli può essere destinato quell'incarico provenendo da un incarico più importante alla reputazione della posizione, e questo, voglio dire, dal punto di vista concreto, non teorico, pone problemi. E quindi cosa succede? Succede una cosa molto semplice, che gli enti procedono a riorganizzazioni e a ripesature, e quindi sono interrogazioni dei fini, cioè è quello che anche la professora Zilli ha detto a Napoli nel convegno, cioè tu riorganizzi per modificare delle posizioni, cioè delle persone, cioè questo è un effetto patologico del sistema. E qui probabilmente l'ultimo comma del 19 che dice che il contratto collettivo non può intervenire introducendo un galleggiamento forse dovrebbe essere ripensato, perché se io sono destinatario di incarico inferiore, di livello inferiore, perché non sono stato capace, va benissimo, è una rete, ma altrimenti una logica funzionale, una logica in cui mi è attribuito un incarico perché devo migliorare quel settore, beh, qua vuol dire qualche criticità la pone, ma è un vincolo, come dire, normativo, come un vincolo normativo astrattamente si può porre in relazione alla rotazione, che la rotazione anche quella può portare il passaggio da un incarico più pesante o uno meno pesante, quindi l'incidenza su quello che è il tema retribuzione di posizione. Questo in buona sostanza è quello che si può in qualche misura verificare. Dopodiché l'altro elemento, diciamo così, secondo me
importante e rilevante è quello che è emerso in tutte le relazioni degli incarichi di interim, cioè che l'interim mi dà un diritto a un incremento sul risultato, certo, però il problema è che l'interim sono sempre in astratto, ma che va in astratto ma sul concreto, cosa mi comporta? Mi comporta più lavoro e quindi c'è un potenziale rischio che l'incarico principale lo svolga in maniera peggiore, e quindi sotto questo profilo certo l'interim dovrebbe essere un elemento di solidarietà, ma voglio dire, sappiamo che non è sempre così. Poi non abbiamo trattato, perché ovviamente di tutto non si può trattare, di quello che è il tema del trattamento economico dei dirigenti con contratto a termine, perché lì si apre un mondo in relazione a quelli che possono essere gli emolumenti aggiuntivi. Io così in maniera molto veloce ho indicato quelli, ho ricordato, insomma, cose già dette da voi in maniera mirabile, e quindi io vi ringrazio veramente per questo intervento. La dirigenza sicuramente avrebbe meritato in astratto più tempo, ma ci ritorneremo e siamo già entrati in alcuni aspetti, ma sicuramente oggi abbiamo affrontato dei tre aspetti fondamentali, cioè il tema delle fonti, di comprensività e uno sguardo molto accurato e molto accurato su quello che è un sistema concreto, dove l'altro aspetto che è emerso anche nell'ultimo slide del dottore Ranzato, il dirigente sì dipendente ma anche datore di lavoro, perché da dove io vengo valutato, per come valuto i dipendenti, certamente questa è una grande sfida sul piano concreto. Dopodiché, sempre sul piano concreto, mi chiedo quanta effettività abbia avuto questa norma, perché sotto questo profilo mi sembra, insomma, c'è il rischio di differenziare a prescindere, dove in realtà non è un differenziare a prescindere, può essere anche tutti bravi, tutti sommari, il problema è perché tutti bravi, perché tutti sommari, ma questo presuppone uno sforzo, vuol dire che non tutti sanno cogliere, sanno svolgere insomma, un modo di agire, di pensare peculiare. Io basta, mi fermo, vi ringrazio davvero e lascio ovviamente, ormai questo è un must, alla collega Zilli le conclusioni, pregando di ricordare la call di Clip, alla quale sinceramente teniamo molto. Grazie davvero a tutti e a tutte, e lascio alla collega Zilli la parola. Grazie. Bene, grazie. Le conclusioni delle conclusioni questa volta sono, oltre ai ringraziamenti alle colleghe e ai colleghi, per ricordare appunto questa call for paper. Il prossimo 10 gennaio, quindi abbiamo 2 date da ricordare. 10 gennaio come clip che andrà in onda dall'Università di Cassino, e come data entro cui candidarsi per la call for paper. Questa call for paper che trovate sul sito dell'AILAS, che trovate digitando call for clip, con for scritto in lettere e non in numero, che trovate sul sito di Equal e che trovate nelle newsletter in materia lavoristica. Questa call for paper è sostenuta dall'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale, AITLAS, e prevede la possibilità di candidarsi per presentare una propria ricerca, un proprio saggio, nel convegno del 12 giugno che si terrà ad Udine a conclusione del percorso CLIP di quest'anno. In questa call for paper abbiamo individuato 4 tracce su cui ci si può candidare. La prima, merito, parità, performance; la seconda, la giungla retributiva della PA, ma anche che arriva alle partecipate, agli appalti e agli incarichi, e una ulteriore traccia che riguarda il gender gap nella pubblica amministrazione e, guarda caso, una ulteriore finale traccia sulla dirigenza. Ce n'è davvero per tutti i gusti, bisogna inviare il proprio abstract secondo le regole indicate, appunto, che trovate online, entro il 10 gennaio. Vi aspettiamo numerosi. Con questo clip chiudiamo gli eventi del 2023, che ci regala anche sotto l'albero di Natale, appena usciti, i volumi
sulla professionalità tra legge e contratti che ci hanno impegnati nel clip dell'anno scorso. Buone feste a tutte e a tutti e a presto, rivederci a gennaio con il prosieguo della nostra rassegna. Grazie.